È Natale, chi sta bene, chi sta male, c'è chi mangia un panettone, lo spumante e il torrone. E invece in qualche terra i bambini fanno la guerra. Caro mio bel bambinello, perché il mondo sia più bello. E con uomo mille dita, tutto in pace la amicizia. Ogni uomo fa trovare, ogni giorno da guanciare. Con la neve ogni fioco, tu trasformi barocco, che poi cade lì vicino ad ogni piccolo bambino. E si continua con un'altra poesia, il titolo è Ho sognato, ce la recitano Michela e Carlotta. Applauso. Ho sognato che il bambino venne presso il mio lettino e mi disse dolcemente: per Natale non vuoi niente? Io pensai per prima cosa a te mamma, sei amorosa, a te babbo buono tanto, e gli dissi: Gesù santo, babbo e mamma benedici, fa che sempre siamo felici. Questo era l'ultimo canto ufficiale, se poi voi mi ridate bis magari qualcuno lo farà. E quindi terminiamo con una poesia e ce la propone Ludovica. Applauso. In questo giorno santo Gesù chiede soltanto di donare ai familiari, agli amici ed ai miei cari tanta gioia e tanta pace, altro dir non so capace. Oh mio caro buon Gesù, su noi tutti veglia tu.
profumo di salsedine, sentirò perduto il tempo in questa estate, quando sono bellissimo, tornerò di nuovo. Ecco qua, allora, secondo classificato l'albero dei desideri. Dai. E quindi primo classificato sarà L'addobbo natalizio. l'addobbo natalizio di quello? Un applauso per l'albero dei desideri. L'albero dei desideri dei bambini. Ok, potete andare. Potete aver capito ed intuito, non è stato quello di trovare dei premi che sono simbolici o uguali per tutti, ma è soprattutto quello di aver avuto la possibilità di abbellire un po' le vie del paese, quindi di creare un po' di atmosfera natalizia in più. Per questo motivo io mi sento di ringraziare a nome di tutte le associazioni che hanno collaborato e dell'amministrazione e tutti quelli che si sono impegnati per fare i presepi nelle case, perché hanno risposto ad un progetto che aveva l'obiettivo di creare un po' di clima natalizio. Francesco Tuberi per aver concesso i locali per l'evento canono dei bambini e dei ragazzi. Voglio ringraziare i bambini che hanno cantato perché si sono impegnati e sono stati bravissimi. Voglio ringraziare soprattutto le associazioni che hanno collaborato ed in particolar modo l'associazione della Proloco. Questo lo dico veramente di cuore, perché grazie ad un lavoro di simbiosi, grazie ad un lavoro che abbiamo fatto insieme, siamo riusciti ad organizzare le attività natalizie che ci sono.